Ok. Sì, è assolutamente sbagliato gettare benzina sul fuoco in questo momento, quando finalmente il governo americano sta lavorando per la pace, quando addirittura Trump e Putin si sono parlati direttamente e si sta aprendo questa possibilità di evitare il rischio che c'era addirittura di una guerra mondiale di fatto e di trovare invece una soluzione pacifica che metta fine alla guerra e alla distruzione e ai morti. Andare a gettare benzina sul fuoco è sbagliato, ed è sbagliato farlo anche facendo un paragone assurdo tra un regime di oltre ormai 70 anni fa e l'attualità, dove la Federazione Russa non è più parte dell'Unione Sovietica, non esiste più l'Unione Sovietica, non esiste più uno Stato comunista come c'era prima, c'è la libertà religiosa, ci sono buddisti, cristiani, islamici, tante persone che vivono in Russia liberamente, la gran parte cristiani, vengono costruite tante chiese, nuove chiese, alcune sono state anche ricostruite rispetto a quello che era successo durante il bolscevismo, durante l'Unione Sovietica, quindi fare questo paragone con il Terzo Reich è una cosa assolutamente distorta della realtà ed è un insulto nei confronti del popolo russo, che ha vissuto in particolar modo la seconda guerra mondiale, la gran parte della popolazione, come una tragedia immensa, innanzitutto con milioni di morti, ma anche come una guerra patriottica, perché difendevano la terra di padri, appunto la patria, rispetto a chi per loro era un invasore. Quindi adesso andare a fare questo paragone significa non solo attaccare il governo russo, non solo fare appunto un paragone assurdo storicamente, ma anche insultare il popolo russo